Beh, si sta affermando sempre di più il concetto dell'energy efficiency first, l'efficienza energetica al primo posto è l'arma più importante per contrastare la crisi energetica, per diminuire i consumi, le bollette, diminuire le emissioni climalteranti, diminuire la domanda complessiva di energia e quindi diminuire l'elevata dipendenza energetica nel nostro paese. È un'efficienza energetica che deve essere portata avanti in tutti i settori, ovviamente in quello residenziale, il parco immobiliare che ricordo consuma il 40% dell'energia, il 36% delle emissioni sono legate al patrimonio immobiliare, ma fare efficienza anche nel settore industriale e nel settore terziario. Gli strumenti messi a disposizione degli stakeholder sono diversi, sono misure che necessiterebbero, voglio dire, di una maggiore stabilità, questo per garantire programmazione degli interventi e programmazione degli investimenti. Il patrimonio italiano è per il 75% in classe energetica bassa e lì sono sicuro che un ingaggio delle ESCO che si assumono il rischio tecnico e finanziario sarà molto importante. Poi certo lo Stato dovrà mettere a disposizione delle risorse pubbliche, ovviamente accompagnate da criteri di selettività. Io cerco di vederci interventi con priorità sulle prime case, ancora su dell'edilizia residenziale pubblica, sugli immobili che hanno una bassa classe energetica, magari premiando, dando dei contributi maggiori a quegli interventi che consentono di fare il doppio, il triplo, il quadruplo di salto di classe energetica.